seemed to profile so easy. You know the hazard chips on the pins when the axle Johnny a cheater. Where the pins when the axers Johnny a liar. And the frown on the sheriff younger voice say, Johnny, don't cry. Puerto Rican jail. Oh, why you really tell me what's your name? I wanna drive you down to the other side of town and put us a crown and variation gonna shivering tonight and the golden fairies in the real Burning a kiss a good night. Oh, good night, it's alright shining. Now the black balls into the light of soul. Where am I found in the street tonight, baby? Oh, me, welcome to the daylight, baby. Like a cool Romeo in some movies, looks so fine. Like a late Juliet, she never be true, but I really didn't mind. Upstairs a band was playing a singer something about going home. She was Spanish, Johnny, we can leave it tonight. I just don't leave it alone. And Johnny cried, Puerto Rican jail. Poured it down to the cops from the bank. And the barefoot boy left her home from the war. The little barefoot street boy to her home and a good till at the corner. For the way over the switchblade knife and kiss each other goodbye. Johnny's work on the sun escape and watching the kids fly down the street. We go down and let hear us so long, but I guess I'm very sweet around here anymore. Trying to sleep in the city down the street, trying to sit alone and watch her dream on. And the sister, brother, lost soul, they're broken down the chapel after everyone is gone. Johnny moved her, share a pillow, but open her eyes to see Johnny, but put their clothes on. She said, romantic kind of bodies, how they were further to the fight. To us romantic young boys, they were calling through the window, hey, Spanish Johnny, you want to make a little easy money tonight? And Johnny whispered, good night, it's alright, Johnny. I'll meet you tomorrow night, tomorrow's night. We're found under the street tonight, baby. Oh, we make welcome to the daylight, baby. Oh, good night, it's alright.
Una sera, in diretta ad Amici, ho pronunciato la seguente frase: certo che avete fatto dei bei progressi rispetto ai tempi di Scanu. Apriti cielo! Insulti da tutta Italia, via Twitter, in tempo reale, via email, da ogni città, dappertutto, da Cagliari. Sciacquati la bocca quando parli di Scanu, che è meglio. Da Torino, vergognati, vecchio incompetente. Da Venezia, mona di un mona, non avevi il diritto di parlare male di Scanu. Da Palermo, un poveraccio sei. Guarda i miglioramenti di sua mace. Vai da Amplifon, rincoglionito. A mezzanotte riesco a scusarmi in diretta, perché sono sinceramente spaventato. Roba da versetti satanici. A mezzanotte e 20 l'oleodotto di merda scende di pressione. I barili di merda smettono di rotolarmi sulla testa e la tifoseria di Scanu ha vinto. Brutta razza ai fan. Mi spiace che magari c'è qualcuno di Springsteen qua, però in generale brutta razza ai fan. Polemici, rissosi. I fan di Ligabue contro i fan di Vasco Rossi, i fan di Madonna contro i fan di Lady Gaga. Che due balle. Perché poi, vedete, i fan non hanno una grande preparazione musicale, ma sul loro beniamino sanno assolutamente tutto. Ne sanno più di me. E questo, che era una citazione del mio spettacolo Io odio i talent show, per introdurci proprio a quella che è il dramma odierno, non soltanto della musica leggera, ma di altre forme dell'industria culturale. Ed è quello che si chiama segmentazione dei consumi. Cioè, con un titolo facevamo felici 1000 persone negli anni 50. Oggi per soddisfare 1000 persone ci vogliono 740 titoli. Del resto, guardatevi un film degli anni 50. 500, 600, qualche 1100. Basta. Adesso provate a fare un giro per la città e vedere se trovate due macchine uguali. Difficilissimo, anche i ladri sono in difficoltà quando cercano i ricambi, perché la BMW ha 212 varianti. Allora, qui siamo a dire, tutti mi dicono, ma perché non nascono più i Beatles? Ma ne nasce uno alla settimana, secondo me. Non ci siamo più noi. Io voglio lanciare una provocazione. Il problema non è se la musica è bella o brutta. Ogni musica ha pari dignità. Per quanto incredibile possa sembrare, l'Amoroso ha la stessa dignità di David Bowie. Il tema del mio intervento dovrebbe essere come va a finire. Come va a finire? Cosa succede e come va a finire. Come va a finire? Secondo te? Se io lo sapessi sarei già da qualche altra parte. No, però cerchiamo di districarci. No, la cosa è molto semplice. La discografia nasce praticamente negli anni 50, quando in tutte le case arrivano i giradischi e poi si va avanti con le musicassette, eccetera, eccetera. La televisione inizia a passare la musica, c'è il Sullivan Show e nasce un'industria. Come tutte le industrie è in crescita per molti anni. Le radio sono tutte quante, iniziano a trasmettere i successi, le top 40, perciò il mercato si alimenta e fare i dischi diventa una miniera d'oro dove un sacco di gente va a prendere il denaro e lo rimette in circolo. Le grandi case discografiche americane iniziano a comprare degli studi, a mettere dentro gli artisti, spendono dei soldi per fargli registrare i dischi, mettono insieme i migliori produttori, i migliori musicisti e creano così il mercato discografico come ce l'hanno raccontato. Poi a un certo punto cosa succede? I supporti diventano sempre meno attraenti, parte la musicassetta, poi arriva il CD, che è un pezzo di plastica riproducibile in qualsiasi maniera, fino ad arrivare agli MP3 e tutto il resto.
la musica si diffonde sempre di più a livello mondiale e a un certo punto c'è il collasso totale. La colpa viene data a internet, alla pirateria e a tutte queste cose qua, mentre invece il problema di fondo è che gli artisti a mano perdono lo spirito originale, iniziano a pensare nella maniera più semplice del mondo, ovvero io canto e perciò voglio fare il cantante, io suono e voglio fare il chitarrista. E non c'è più la preparazione, tutte le storie che vi raccontate sulla gavetta e tutte quelle cose là, che sono tutte cose vere. Sembra tutto più semplice perché ci sono più mezzi, perciò chiunque può arrivare al risultato. Cosa succede? Negli anni 90 di nuovo c'è un bel momento per la musica, perché partendo di nuovo dagli Stati Uniti, le radio si spezzano, il sistema radio delle top 40 si spezza. Perciò cosa succede? C'è il rock alternativo, quello dei Nirvana per capirci, l'hip hop e tutto l'R&B, tutta la musica urban inizia a prendersi il suo posto, c'è il classic rock che ritorna ad essere protagonista e il top 40 diventa così, poca roba, di nuovo. Il pop ha un grosso calo. Di nuovo cosa accade? Che in tutti questi generi che si sono formati c'è una grande esplosione, di nuovo mercati intorno a quelle cose. Gli ultimi successi che ci ricordiamo sono quelli lì, i Nirvana, che cito di nuovo, sono il grande esempio dei soldi fatti con una piccola band di Seattle. Dopo questo la musica collassa di nuovo ed è il momento di internet, il momento in cui la discografia corre sempre dietro al nemico sbagliato. Si compra Napster per $1 miliardo, quando poi il problema non era quello, e si fa sfuggire il fatto che poco dopo sarebbe nato YouTube e tutta la musica sarebbe transitata da lì. Allora, C'è un mondo completamente diverso. Siccome ci stanno guardando un po' da tutta Italia in live streaming, magari qualcuno non può neanche poi interagire con noi, può solo ascoltare, qualcuno magari si sta chiedendo a casa, qualcuno che suona, qualcuno che ha dei sogni in questo mestiere, che poi è un mestiere ma anche una passione, un amore, la musica. E io penso, scusate se mi permetto di dirlo, che la musica sia una parte importante della nostra vita, un po' proprio, non ne posso fare a meno, come penso anche voi. A casa ci stanno guardando, dico bene, allora io sono a cavallo, in mezzo a un bivio, sono un artista che suona, che compone, però sono attratto sia da quello che può essere la carriera da vero artista, ma anche, perché no, una carriera abbastanza con visibilità, belle donne, i talent show, i concerti, c'è anche insomma, c'è l'angioletto e c'è il diavolo, uno è attratto da tutte e due. Che consiglio dai a casa ai nostri amici? Quale puoi dare dal lato della tua esperienza? Guarda, secondo me chi suona non smette mai di suonare. Cioè, se io sapessi cantare, canterei dalla mattina alla sera, andrei nei bar dove fanno karaoke la sera a cantare. Fare l'artista è un'altra cosa, per fare l'artista devi essere artista. Springsteen a tutt'oggi potrebbe non farlo, per l'ultimo disco mi sembra che abbia scritto 40 canzoni e ne abbia buttate via 28. E sono 28 canzoni buttate via di Springsteen, e credo che chiunque sia a casa a fare i pezzi in questo momento debba fare su se stesso lo stesso tipo di operazione, essere molto critici con se stesso e capire che fare successo è una cosa, fare musica è un'altra, sono due mondi completamente diversi. Questo è molto importante, quello che ha detto Pierpaolo, perché fare autocritica, bisogna imparare anche questo, no? Cioè, assolutamente, devi essere il primo critico di te stesso. Sono d'accordissimo con lui, lo dico con una punta, insomma, non voglio essere polemico, però in radio a Vergine ogni giorno mi arrivano pacchi di demo così, CD, dove i ragazzi, lo dico anche a casa che ci vedono con la telecamera, è inutile mandare secondo me dei CD dove avete speso 3.000 euro per il fotografo e la copertina, 4.000 euro per il video, poi mi arriva uno in cravatta con 24 ore Rolex d'oro, sono il manager dei Pinco Pallini. Ma perché pagare un manager che ancora non avete mai fatto un disco? Cioè, quei soldi mettete da parte, non spendete, cioè, andate più magari, insomma, spendete più per migliorare la vostra tecnica piuttosto, o andate a fare dei viaggi, perché poi viaggiare, anche perché l'italiano, il ragazzo il giovane italiano secondo me ha paura quasi a viaggiare. Dovete viaggiare, perché penso che viaggiare, sentire le altre lingue, le altre
tante culture, sei d'accordo? Cioè, Ma soprattutto, ma la cosa evidente è che di musica, andando avanti nel tempo, ce ne sarà sempre di più, perché ormai la musica è ovunque, dal primo spot alle suonerie del telefonino, in qualsiasi cosa c'è la musica. Perciò ci sarà sempre più bisogno di belle canzoni, di grandi performer, ma ci sarà sempre meno bisogno di fuffa, di finti manager, di scartati ai talent show che ci riprovano l'anno dopo, l'anno dopo e l'anno dopo. Servono dei grandi artisti e non gente furba che cerca di sfruttare occasioni perché tanto può farcela anche lui perché ce l'ha fatta qualcun altro. Quel qualcun altro che ce l'ha fatta probabilmente ha qualcosa di più rispetto agli altri per avercela fatta, e dopo un po' uno deve anche rendersene conto e farsene una ragione. In my opinion, music is alive and well today. Secondo me la musica oggi è viva e vegeta. Each day I hear sounds in Los Angeles coming from all over America, from all over the world that excite me very Io much. sento ogni giorno musica a Los Angeles, dall'America, dal mondo, che ancora mi stimola, mi eccita. What has changed? What has changed is how music enters into our lives and why it enters into Quello our che lives. è cambiato invece è come la musica entra e perché entra nella nostra vita. I will give you an example. Vi do un esempio. When I was a young man, we had albums, Quando ero giovane avevamo gli LP and we went to the music store and we bought an album. e andavamo al negozio di dischi e compravamo un LP. We brought it home, L'abbiamo- we opened it, we put it on the turntable, Lo portavamo a casa, lo mettevamo sul giradischi, we read the liner notes, leggevamo le note and we listened to it. We invested in our music. e noi l'ascoltavamo il vinile e investivamo la nostra attenzione in quel vinile. Thanks to technology, today any person can instantly buy a track. Millions of them are available. Grazie oggi alla tecnologia, chiunque può comprare una canzone, milioni di queste canzoni. So today there's more music available than ever before. C'è ora, oggi come oggi, c'è più musica disponibile a chiunque, a tutti noi. But the problem is the audience for that music Ma il problema è che il pubblico per questa musica, o quella musica, does not often have the opportunity to invest emotionally in the music. non ha la possibilità di investire delle emozioni in questa musica come faceva Bob da giovane. If you do not like the music, you simply take it off your Se non ti computer. piace la musica, la togli dall'iPod o qualsiasi diavoleria, cellulari, eccetera, eccetera. So in my opinion, there are 3 or 4 things Secondo that me need to be discussed or at least talked about today. Secondo me ci sono 3 o 4 punti che devono essere discussi oggi come oggi. And when I give lectures in America, especially to young E people, quando faccio conferenze negli Stati Uniti, specialmente rivolti ai giovani, I say these 4 things that I will say to you. io dico 4 cose che vi dirò oggi. Number 1 Numero 1, is to listen deeply to the music. ascoltate profondamente alla musica. And if you are a young person with earphones, E se sei una persona giovane con do not make the oculari? music sonic wallpaper. non rendete la carta d'apparato sonica. Bring the music into your heart, your soul, into your whole body. Fate che quella musica entri nel vostro cuore, nella vostra anima, nel vostro corpo. Make it the number 1 thing Dovrebbe in your essere la- life when you listen to it. Dovrebbe essere, soprattutto naturalmente quando l'ascoltate, la cosa primaria nella vostra vita. The second thing La seconda cosa, is respect the artist. rispettate l'artista. I'm afraid that a whole generation of young people, my children included, Io ho paura che una nuova generazione di giovani, compreso i miei figli, don't feel like music is important enough to pay for it. non credono che la musica sia importante, che debbano pagare per la stessa musica. If we expect our artists to give us creative Se satisfaction, noi pretendiamo dai nostri artisti una soddisfazione creativa, we must be willing to pay for it so that Dobbiamo- they can make a living. dobbiamo essere pronti, disposti a pagarla, così loro possono campare con questa musica.
The third thing I say is to make sure that you understand where your favorite music comes from. La terza cosa che è molto importante per me è che voi dovete capire da dove proviene questa musica. Too many young people today hear the music of today but do not know where it came from. Troppi giovani oggi ascoltano della musica ma non sanno da dove proviene. So to understand that a great rock song had if you would, an antecedent or something that has come from the past in the blues or in folk music. Allora pensare che c'è una grandissima canzone che voi ascoltate, che sia Led Zeppelin o chi sia, e che abbia degli antecedenti nel blues o nel jazz o quello che sia, per lui questo è molto fondamentale. In other words, become a student of the music. Diventate voi stessi degli studenti di quella canzone o della musica. And the final thing I would say is be open to all kinds of music. E l'ultima cosa che posso dire, il quarto elemento, dovete essere aperti a tutta la musica. When you get to be our age, Quando diventerete vecchietti come noi, you have scusa, certain Ringo, artists and certain music that you fully embrace, that you love and you need. quando arrivate alla nostra età, abbraccerete questa musica che state ascoltando per via delle sue radici. Ieri sera parlavo con Bob a cena del mio programma in radio su Radio Monte Carlo, che sono ormai 23 anni fa ho cominciato a fare questo programma e il tempo veramente è volato, però quando gli ho spiegato il tipo di musica che presento in radio era sorpresa, perché dice che in America non poteva esistere, ma lo stesso anche in Inghilterra, anche in Scozia, nel mio paese, perché la musica che io presento in radio da tanti anni sono tanti generi misti insieme, non è che metto solo la musica pop o rock, io metto jazz, l'acid jazz, la musica brasiliana, le nuove tendenze, perché per me è importante la qualità della musica, cioè non è importante, come diceva anche Mario Feggius prima, che genere è la musica soprattutto. I generi musicali sono stati inventati dai discografici proprio per catalogare la musica e metterci, è proprio così facile a scegliere la musica, anche se oggi la gente ha molta difficoltà nel scegliere la musica. Certo, il momento è molto eccitante, però c'è talmente tanta musica che la gente non sanno tante volte dove andare a prenderla, a parte la musica dei grandi rockstars che è facile, ma ci sono milioni di altri musicisti che fanno altri generi, che vogliono esprimere anche la loro arte e loro trovano molta difficoltà nell'uscire. Però grazie alla tecnologia, grazie anche a YouTube, MySpace, è più facile per i giovani musicisti presentarsi in questo modo. Invece, come diceva anche Ringo prima, spendere 3.000 euro, fare un demo, una fotografia, queste cose qua. Concentratevi, parlo con i giovani che ci stanno seguendo, che fanno la musica, concentratevi sulla tua arte, di imparare l'arte della musica, perché se tu ce l'hai dentro, prima o poi vieni fuori. E quando sei su un palco con la gente sa, il pubblico sa se tu sei uno vero o uno finto, come i talent show. Purtroppo i talent show che vediamo prendono dei ragazzi che hanno un po' di voce, niente esperienza, e gli costruiscono intorno quello che chiamano un look, un'immagine. Ma tu togli quell'immagine, metti quel ragazzo su un palco con uno strumento e sarà una sorpresa deludente per la maggior parte di questi ragazzi. Poi si trovano con niente in mano. Perciò quello che volevo dire è che se Scusa Nick, qua ti interrompo. Sì. No, perché mi piace questa accusa che tu hai rivolto ai talent show. No, secondo te quindi non ci sono artisti veri ai talent show? Cioè non c'è nessuno Pochissimi. Quanti ne escono e quanti rimangono? Quanti colpiscono la gente e quanto tempo rimangono? Cosa scrivono? Che canzoni scrivono? Scrivono le canzoni scritte da altre persone per loro. Sono interpreti. Quindi cantano delle covers? Sì, cantano dei covers. Quindi il tuo consiglio quale sarebbe? Magari di scegliere, perché secondo me i talent show, adesso tutti quanti sono tutti lì, ma molti accusano il talent show, però ci potrebbe essere qualcosa di molto positivo. Per esempio, faccio una proposta, poi ti lascio continuare. Perché non fare sempre continuare anche per Paolo che ci lavorano come Fegiz, perché magari non fare sempre continuare con i talent show, ma scegliere magari qualcuno che anche sa suonare veramente, che scrive veramente, che propone canzoni proprie, così
Sarebbe una bellissima idea se ci fosse Ti la rispondi per Paolo. se ci fosse No, la c'è un piccolo possibilità. particolare che ogni tanto quando si parla di talent show non viene in mente. Sì. I talent show sono fatti dalla televisione, i talent show sono Tu televisione, hai detto prima, non è musica. televisione sono e la discografia televisione. che vogliono vendere dei Esatto, dischi. è tutto lì. Perché abbiamo visto anche i talent show, nella giuria ci sono dei discografici che sono lì, che portano anche i loro artisti, perciò è anche un po' pilotato in questo senso qua. Perciò io non penso che è un vero specchio della musica dei ragazzi che tu vedi in televisione, assolutamente no. Chiaro, è difficile uscire, però il punto che io volevo dire un po' a tutti è di imparare il tuo strumento. Come diceva anche prima Bob, anche, parla con i tuoi ragazzi, i ragazzi giovani, impara un po' la storia della musica, perché tutto viene da prima di noi. La musica viene prima, non è che c'è niente di nuovo, cioè impariamo dal passato e la portiamo avanti e sarà sempre così per quanto riguarda la musica. Ed è questa grande arte, ha questo straordinario potere di reinventarsi sempre. Vengono fuori, ci sarà il nuovo Bruce Springsteen, sicuramente arriverà, e anche nella musica dance ci sono dei grandi artisti che vengono fuori anche di quel mondo lì. E mi piacerebbe molto, una cosa che mi rattrista molto per quanto riguarda la musica, in Italia, e non soltanto in Italia, anche nel mio paese, è che la mancanza di educazione musicale nelle scuole, la mancanza di... ed è un po' triste quando io parlo con i ragazzi, facciamo dei festival, io suono in giro, e i ragazzi non sanno distinguere il basso o la chitarra, o un sassofono o una tromba. Ed è un po' triste questa cosa qua. Comincio subito da un aneddoto. Era l'anno, credo, 1984, qualcosa del genere. Ricordo che mio padre mi diede qualcosa tipo 5.000 lire e mi spedì a comprare Born in the USA. Adesso, quando Renata mi ha chiesto di partecipare a questo incontro, cosa ho fatto? Sono andato in internet, sono andato su YouTube, sono andato a scaricare, legalmente ovviamente, gli ultimi dischi di Bruce Springsteen. Professore, download regolare, spero. Download, che discorsi, cioè, Lo scontrino? Aspetta, devo chiedere l'estratto conto della banca. E mi sono detto, sì, la discografia è morta. Cioè, qui è cambiato tutto, insomma. Si è parlato prima del rito di andare a comprare il disco, aprire il cellophane, leggere le note di copertina, mettere il disco sul giradischi, la puntina, eccetera, eccetera. Adesso, tranquillamente, col cellulare, con il computer, ci ascoltiamo quello che vogliamo ascoltare. Cosa è cambiato? In fondo non è cambiato poi molto. Se ci pensate, la musica esiste da quando esiste l'uomo, no? Prime testimonianze scritte di musica che abbiamo risalgono a Gilgamesh, risalgono a 5.000 anni fa. La registrazione, la discografia quanto è durata? 100 anni, più o meno? Neanche se la intendiamo come è stata discussa prima. Quindi che cos'è la discografia nella storia della musica? Non è nulla. Non è nulla ed è tutto, perché in questi ultimi 50 anni che c'è stata la discografia sono cambiate le pratiche di fare musica, sono cambiati i modi di ascoltare musica. Banalmente, nell'Ottocento, se io volevo avere della musica, cosa facevo? O andavo a sentirla suonata da qualcuno, oppure suonavo. Suonavo da solo, imparavo a suonare uno strumento, magari anche in maniera dilettantistica, e così c'era una pratica del fare comune a tutti quanti che con la discografia sostanzialmente si è persa. E cosa si è creato? Si è creato il mito. Il disco cosa ha fatto? Ha alimentato un'idea che in fondo è un'idea romantica, che è quella del grande artista. Bruce Springsteen è un mito. Bruce Springsteen è il grande artista e l'ha portata all'interno di un circuito internazionale. Se ci pensate, il 68 è stato fatto anche con i dischi. Adesso come facciamo un altro 68? Adesso c'è la rete. Voi direte, bello, possiamo ascoltare qualsiasi cosa, abbiamo a disposizione tutto e alla fine è come non avere a disposizione niente. Questo in fondo è vero. Si assiste a una doppia inversione di tendenza, secondo me. Cioè, se da un lato la discografia a un certo punto aveva ucciso i concerti,
in qualche modo, al punto che i Beatles smettono di andare di suonare in concerto per fare dischi. Glenn Gould, per saltare completamente di ambito, a un certo punto della sua carriera smette di fare smette di fare concerti per concentrarsi sulla produzione del disco. Adesso cosa assistiamo? Assistiamo al processo inverso. Cioè, adesso talent show, che non ha niente a che vedere con la musica, sono d'accordo, posso dirlo, non sparatemi, non mettetemi teste di cavallo nel letto. Talent show e concerto ha preso il posto, giustamente, di quello che è un mercato ormai in rovina, che è quello della discografia. Quali sono, secondo me, i gravi problemi di questo processo? Il problema è semplicemente nella mente di chi fa musica e di chi produce musica, che non capisce che ormai i tempi sono cambiati. Perché mi trovo a mio agio oggi qui? Perché stiamo dicendo bene o male tutte le stesse cose. Cioè, ci sono persone che si rendono conto. Chi non si rende conto forse è il gruppetto che continua a fare il CD, manda pacchi di demo, ho fatto il disco, quindi gente che si trova, suona 2 volte assieme, però fa il disco. Non fate dischi. Chi se ne frega? A un certo punto, portando avanti questo discorso, non fate neanche più rock, non fate neanche più pop. Io sono il primo a essere rockettaro, sono il primo a ascoltare quello che è stato. Ma voi e chi fa musica adesso, fate altro. Guardate alla rete, guardate alla diffusione di musica legalmente, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è la rete? La rete è un mare di relazioni, voi avete tutto quello che volete. Qual è il problema? Cosa dovete fare? Dovete essere voi a crearle. E questo sta già succedendo. Quali sono queste nuove forme di fare musica? Sono il DJing. Se ci pensate, sono tutta un'esperienza di musica elettronica che va bene, prende anche da quella che è la grande tradizione di musica elettronica colta, tra virgolette, ma che nasce appunto da prendere materiale, rimescolarlo, che è una pratica che nasce innanzitutto all'interno della discografia, quindi con le pratiche di registrazione, ma che adesso può essere portata a casa di tutti. Chiunque adesso può contribuire ad una grande forma di composizione comunitaria. Trovate queste vie, trovate questi stili, trovate questa nuova forma di creare musica. La rete non è altro che un brodo primordiale, pensatela in termini genetici. Sta a voi ricombinare il DNA di quello che trovate in rete. Trovate le librerie di suoni, trovate, che ne so, trovate spunti, trovate il loop, trovate nuovi strumenti, trovate nuovi suoni e ricreateli con nuova mentalità. Abbandonate la discografia. Grazie a tutti. Qui stiamo parlando veramente tutti la stessa lingua, nel senso che comunque è anche un fatto di età, insomma. Chiaramente ancora per me, io ho 59 anni, per me la musica è una priorità. Io mi sveglio al mattino e 59, certo. Vabbè, oh ragazzi, sono una gallina vecchia, fa buon brodo. Esatto, e mi tocca fare ancora il rockettaro e io, pur essendo italiano, ho una formazione anglo-americana perché da bambino mio fratello era stato in California a studiare, io da bambino ascoltavo Elvis, Chuck Berry, tutta questa gente qua. E per cui sono assolutamente d'accordo con tutto quello che abbiamo detto fino adesso. E voglio dire, invece dei talent show dove presentano l'ennesima coppia di Elisa, l'ennesima coppia di Laura Pausini, rifacendo sempre quelle cover tipo ma che colpa abbiamo noi, rifatte e rimpastate 1000 volte. Primo, secondo me, bisognerebbe intanto scegliere degli artisti anche giovani che scrivono i propri brani, che fanno le proprie cose. E poi ricordiamoci, e tutti noi lo sappiamo, che un grande artista, un grande personaggio cresce dopo 5, 6, 7 dischi con un produttore, qualcuno che gli dà una mano, che lo fa crescere e soprattutto avendo la possibilità di suonare dal vivo, che è un grosso problema in Italia. E vi parla un musicista che pur lavorando professionalmente a alti livelli con Vasco Rossi eccetera eccetera, quando mi trovo a dover fare le mie cose non è così semplice, non è che sì, certo ci sono 1000 proposte, però molti club in Italia non danno la possibilità
ai giovani artisti di esibirsi. Quindi se uno cioè partiamo dal fatto che comunque ci voglia un talento e in questo soprattutto il giovane talentuoso, fra virgolette, dovrebbe guardarsi allo specchio e dire: sono adatto a fare questo lavoro? Nel senso che ad esempio io dovevo fare il medico, i miei genitori, io vengo da una famiglia in cui non ci sono musicisti, non c'è niente eccetera eccetera, io avrei dovuto fare il medico come mio padre, e invece io fin dall'età di 10-11 anni ero pervaso dal morbo di Jimi Hendrix, per cui insomma incurabile. Esatto, e per cui ho fatto a fatica il liceo classico, ho fatto qualche anno di università, però alla fine ho deciso di prendermi il cosiddetto anno sabbatico e fare il servizio militare per pensare a quello che avrei voluto o potuto fare nel futuro. Poi tramite un amico che suona la batteria con me, ex compagno di scuola di Vasco Rossi, che Vasco Rossi faceva il DJ eccetera eccetera, ho incominciato lavorando in questa radio, guadagnando il minimo indispensabile per pagarmi l'affitto dell'appartamento insieme agli amici, insomma da lì, però con grande allegria, con grande divertimento, suonando, guadagnando i minimi indispensabili. Quindi allora, prima di tutto uno si deve fare l'esame di coscienza e dire: ho la voglia, ho il talento per diventare cantante, bassista, chitarrista, artista eccetera eccetera, oppure è meglio che faccia qualcosa d'altro. Il problema di questi tempi è che con tutta questa facilità, questi talent show che danno una grande illusione, che illudono il pubblico, soprattutto i ragazzini giovani che vogliono essere subito ricchi e famosi, c'è questa illusione per cui tutti credono che sia così semplice, cioè non basta andare in televisione, essere costruiti. Credi che sia semplice? Esatto, beh, stai citando, Mario sta citando. Voglio dire, cioè, non basta avere un bel faccino e andare in televisione creato e preparato a tavolino da tutta una serie di professionisti per poi cantare Che colpa abbiamo noi, insomma. Cioè, voglio dire, alla fine, chi ha vinto X Factor, ve lo ricordate voi? Ce lo ricordiamo? Io non me lo ricordo. No, quest'anno. Una ragazzina di 15 anni che avrebbe bisogno almeno di 10 anni di esperienza live, scrivendosi pezzi oppure avendo... certo, è così. Cioè creano delle illusioni assolutamente. Wake up to the streets of your life, you're afraid to run into the middle of my head over you. Can put my desire